Si è conclusa la prima fase di Veneto Creators, il contest digitale che negli ultimi 5 mesi ha coinvolto 28 creator veneti, impegnati nel promuovere le eccellenze del territorio con contenuti social. Questa mattina le premiazioni a Palazzo Balbi, il primo posto alla squadra di Padova, con contenuti su cultura, enogastronomia, territorio, flora e fauna. Sono molto soddisfatto del progetto, secondo me ha vinto la regione, non abbiamo vinto noi come squadra, però tutto il Veneto e tutti i creators che hanno partecipato secondo me hanno dato il proprio contributo per valorizzare il nostro territorio. Sicuramente c'è bisogno di fare ancora progetti come questo e di coinvolgere più possibile anche sul digitale persone che parlino del territorio, persone che lo valorizzino. Al secondo posto la squadra di Treviso, che ha collaborato con scuole, comuni, associazioni e siti UNESCO. Terzo il gruppo di Vicenza, che ha raggiunto con i loro contenuti virali un numero di persone 10 volte superiore rispetto ai followers. Menzione speciale invece per il gruppo di Venezia, riusciti a rendere accattivante una provincia unica e di cui si parla in mille salse. Hanno puntato sul Nissioetto. È stato difficile perché appunto Venezia comunque sì, Venezia è il nome dell'isola ma comprende anche un po' tutto un territorio variegato, la terraferma e le isole, quindi non è stato appunto semplice, però essendo il litorale estendersi su tutta la laguna abbiamo concordato che c'erano molte realtà appunto. I contenuti hanno avuto 76 milioni di visualizzazioni e raggiunto 19 milioni di persone. L'iniziativa promossa dalla Regione è coordinata da Nicola Canal e Veronica Civiero. E abbiamo cercato appunto di attivare 28 micro professionisti, quindi sono appunto influencer che non sempre hanno fanbase ingenti. I numeri finali sono entusiasmanti, 76 milioni di visualizzazioni, dicevamo prima, è come se una persona guardasse per 13.000 giorni i video prodotti. E non è solo una questione di quantità ma anche proprio di qualità dei video, quindi sono video appunto sull'inclusività, sull'educazione civica, ce ne sono stati molti, sulla storia dei luoghi, piuttosto che sull'arte e sulla cultura, quindi diciamo che è un progetto che sicuramente nessuna regione fino adesso ha fatto ed essere la prima regione che fa un progetto del genere, insomma, ci rende molto orgogliosi. Una figura, quella del creator, che potrebbe diventare una professione. C'è chi lo fa in un modo, questo lavoro, c'è chi lo fa bene, chi lo fa male. Io penso di farlo bene, lo dico a gran voce, visto che dedico tanto tempo, sacrifici e impegno in questo.